con Ermanno Marangon, palestra Eurobody di Portoviro, e gli chiediamo com'è la situazione post-Covid per il vostro settore. Decisamente siete stati tra i più penalizzati, nel senso che tanti mesi siete stati chiusi, adesso sembra una mini apertura, però ci spieghi lei, Ermanno. Allora, intanto mi tolgo e comunque siamo alla distanza di sicurezza, no? Allora, siamo partiti che sembrava fosse una cosa un po' così, qualche mese, invece praticamente sono 6 mesi che siamo chiusi, ma oltretutto non chiusi solo ed esclusivamente per quanto riguarda le attività che si potrebbero fare anche all'aperto, visto il tempo, purtroppo, ma anche con tutto quello che è corsi, aggiornamenti, solo un webinar praticamente non facciamo e ci alleniamo comunque a casa. Sì, fare un webinar con una palestra è un assurdo. Si può fare però solo ed esclusivamente da soli, senza qualcuno che ti guidi sul posto direttamente. Comunque abbiamo fatto diversi video e li abbiamo messi sulla nostra pagina per i nostri soci, insomma. Come palestra avete avuto ristori? No. Assolutamente niente. E quindi sono stati, praticamente voi siete chiusi da quando? Dal 25 di ottobre. 25 ottobre, quindi facciamo novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, perché apriremo, quindi 7 mesi, non 6. In più, dopo i mesi del 2020? Praticamente noi apriamo nel momento in cui le palestre normalmente chiudono, perché qua poi con la vicinanza delle stagioni balneari siamo praticamente... Sì, e nel 2020 è stesso discorso, quindi fino a giugno? Abbiamo aperto il 18 maggio e abbiamo praticamente fatto giugno, luglio, agosto, settembre e quasi ottobre, 5 mesi. Sostanzialmente in tutto l'anno. Nonostante i distanziamenti, le procedure, 2 metri in sala, se possiamo vedere un tapis roulant va uno è fermo, uno va uno è fermo, così pure le ciclette e tutte le postazioni a 2 metri di distanza rigorosamente, con sanificanti, gel per le mani, mascherini cavemetti per la postazione e naturalmente anche i percorsi adeguati e i distanziamenti in zona praticamente comune di 1 metro di distanza, in palestra a 2 metri di distanza. Quindi vi hanno obbligato a fare queste procedure e poi dopo vi hanno chiuso ciò nonostante? Sì.